Comiciuolo Manolo, tu sei rappresentante per la Svizzera, per i giovani veneti nel mondo. Svizzera è una nazione che ha avuto una grande immigrazione veneta, ma Svizzera che ancora oggi rappresenta una nazione con grandi opportunità per i giovani, ma anche per i giovani che vengono dall'Italia. Io sì, mi sono trasferito in Svizzera per lavoro, in quanto dopo il percorso universitario ho cominciato subito a lavorare all'estero, quindi Francia, Spagna e adesso sono in Svizzera, insomma. E per quanto riguarda la realtà svizzera, sì, effettivamente è un paese che offre, secondo me, tantissime opportunità per i giovani, opportunità ad ampissimo spettro, quindi a partire dal settore terziario, dal settore bancario, ovviamente la Svizzera è famosa soprattutto per le banche, anche al settore tecnologico, perché comunque la Svizzera è un paese che è in grado di produrre altissima tecnologia. Io per esempio lavoro per una multinazionale che ha diverse sedi in Svizzera, altre sedi in Austria e in Svezia, che si occupa di difesa, spazio e aeronautica. E per quanto riguarda la situazione dei giovani emigrati in Svizzera, ecco, noi stiamo cercando di costruire pian pianino un gruppo che partecipi e che apporti le esperienze, insomma, relative di vita, le esperienze lavorative. Chiaramente la mia esperienza personale mi ha trasmesso un significato molto diverso dell'emigrazione, per esempio, dei, chiamiamoli, saggi, anziché vecchi o anziani, dei saggi della comunità dei Veneti in Svizzera, che sono magari emigrati per motivi totalmente differenti, emigrati per necessità. Quello che io vedo adesso, i giovani che ho conosciuto lì, non sono emigrati per necessità in Svizzera, sono emigrati per volontà, per scelta, quasi con uno spirito di avventura. Andiamo a vedere cosa c'è oltre le colonne d'Ercole. Ovviamente la Svizzera è il paese più vicino al di fuori dell'Italia, io ci sono arrivato prima passando da Francia e Spagna e quindi le motivazioni che spingono loro ad entrare in questa terra è puramente conoscere, accumulare esperienza, vedere come si lavora, come si vive in Svizzera, perché la Svizzera è un paese completamente diverso dall'Italia, è un paese anche completamente diverso dagli altri paesi della comunità europea, è molto particolare, e magari trasformare queste esperienze in un'ulteriore spinta per proseguire nel proprio percorso formativo, nel proprio percorso di vita, non solo lavorativo, anche di vita personale, famiglia, eccetera. Ecco, bisogna anche riconoscere, Manolo, che non solo i giovani cercano un nuovo lavoro, ma tantissimi si sono ritrovati a ricoprire dei ruoli istituzionali importanti proprio all'interno della società svizzera, quindi questo riconosce in effetti anche una responsabilità non indifferente per l'emigrante, ex emigrante italiano che si è ritagliato un suo spazio all'interno della Svizzera. Sì, io credo che il breakthrough, il passaggio chiave adesso del giovane emigrante non sia tanto la costituzione di, chiamiamolo tra virgolette, un ghetto, nel senso noi siamo emigranti, noi stiamo tra di noi, ma quanto la ricerca continua, ossessiva dell'integrazione con la realtà locale e l'accumulo ovviamente di cariche di responsabilità a diversi livelli, a livello sportivo, a livello istituzionale, e quindi proprio permettere quell'osmosi di culture, Italia verso la Svizzera, Svizzera verso l'Italia, Italia verso qualche altro paese, quell'altro paese verso l'Italia, insomma in una dinamica continua di crescita, perché credo che la diversificazione culturale poi sia l'elemento chiave per avere successo nel mondo globale attuale. Molto affiatati e anche ben coordinati, no? Sì, abbastanza, è il settimo